È in crescita tutto il triathlon e chiaramente anche il mondo dei giovani. Iniziamo a farci conoscere, iniziamo a avere più spazio nei media, sono aumentate le nostre presenze in minutaggio sia in televisione sia come spazi sulla carta stampata, quindi i risultati ci aiutano, continuiamo a fare così, è uno sport che si rivolge ai giovani, i giovani vogliono fare più cose, quindi tutto quello che riguarda il multisport è attrattivo verso i giovani, quindi i giovani vengono da noi. Siamo qui alla festa del Triathlon Veneto, non possiamo non parlare del miglior atleta che la storia del triathlon italiano ha ad oggi, che è Alessandro Fabian, atleta padovano, si allena a Marostica con il sottoscritto e rappresenta veramente l'immagine sana e agonisticamente di eccellenza del triathlon. Ricordiamo che Alessandro Fabian è arrivato 10° alle Olimpiadi, è vice campione europeo, è stato vice campione europeo, quindi un atleta di altissimo livello ed è il capofila di un grande movimento che appunto nel triathlon elite ma anche appunto nel movimento giovanile il Triathlon Veneto appunto rappresenta in tutto il territorio nazionale. E noi cercheremo sempre di migliorare, abbiamo dei progetti importanti da portare avanti, abbiamo un progetto per la scuola, abbiamo un progetto anche per il triathlon, winter triathlon a livello scolastico ma soprattutto nelle zone dell'Alpago. Abbiamo soprattutto la possibilità di organizzare ben tre campionati italiani. Quest'anno, nel 2014, nessun campionato italiano ci era stato affidato, nel 2015 ne avremo sicuramente 3 e non è detto che arrivi anche un europeo, quindi sarà una stagione ancora molto ma molto importante a livello organizzativo e sicuramente anche per i nostri atleti sarà motivo di mettersi in luce. Sono stata contenta, ho passato un buon anno e spero anche il prossimo anno di ripetermi. Anche per me senz'altro è stato un anno straordinario, ricco di successi e spero di bissare anche il prossimo anno con buone prestazioni. Prossimi obiettivi è il circuito del campionato del mondo che inizieremo ad Abu Dhabi in marzo e poi cominceremo a girare il mondo perché in ogni mese ci sarà una tappa di questo qualificante campionato del mondo per la ricerca di punti appunto per andare alle Olimpiadi di Rio 2016. Quindi abbiamo una stagione ricchissima di gare alla ricerca dei punti per appunto la qualifica ad essere pronti e competitivi per Rio 2016. Ai giovani atleti dico di divertirsi prima di tutto, quei sacrifici che si fanno e si dovranno fare in futuro adesso invece deve essere divertimento, deve essere un gioco e il triathlon, nuotare, pedalare, correre, il triathlon come multidisciplina, tutti gli ingredienti per il divertimento. Di continuare così, di continuare ad essere una delle regioni più importanti per il triathlon ma per lo sport in generale, quindi forza tutto il Veneto e diventate tutti triatleti e noi vi accoglieremo a braccia aperte.